E ciao a tutti amici ed amiche e bentornati anche sul mio canale. Buon sabato a tutti, eccoci qua per un nuovo live. Insomma, oggi volevo mostrarvi come fare un impasto semplice semplice, senza troppi giri di parole, senza troppi ingredienti segreti, insomma un impasto per tutti, oppure per chi non ha esperienza in impasti, pizze e pane. È un po' quello, diciamo, un po' il mio obiettivo, portare le persone che non hanno esperienza alcuna a poter fare in casa un bel impasto e fare una bella pizza o del pane in questi tempi un po' tristi, un po' bui, quindi evitiamo di uscire di casa, assicuriamoci soltanto di avere farina, lievito e possiamo fare tutto. Ok ragazzi? Allora, passiamo subito ai saluti, pronti via. Oggi apparentemente sembro essere solo, quindi mi devo pure sbrigare, prima che arrivi l'assistente che magari renda questa diretta un po' caotica. Allora, salutiamo tutti. Ciao Filippo, ciao Vincenzo. Filippo oggi pizza con tutto impasto, grandioso. Ciao Andrea, ciao Tobia, ciao Giancarlo, Vincenzo ciao di nuovo, ciao Danilo, ciao Andrea. Gigi ha appena finito l'impasto per pane 7 cereali, grandioso. Ciao Pasquale, ciao Sara, ciao 19 Mia K84, chiama l'assistenza. Che assistenza devo chiamare Vincenzo? Ciao Sara, vediamo, e pure un altro mio amico che è invidioso delle mie pizze. Ciao Rudiger, ciao Luigi, ciao FL, altrimenti detto Fruity Loops, ciao, vogliamo Alice, lasciamo là, oh, quando arriva, si arriva, vediamo. Ciao Orlando, Sara, grande Sara. Vincenzo, mi sono sbagliato, chiama l'assistente. Ah, devo chiamare l'assistente, qua vogliono l'assistente. E qua si mette male allora ragazzi, mi devo sbrigare a fare l'impasto perché sennò si mette male. Gianni, ciao Gianni, ciao Alessandro Aran, ciao Annamelle, ciao, la mia pasta per la pizza sta lievitando. Alright, ok ragazzi, stavo dicendo già in inglese, hi guys. Beh, facciamolo pure in inglese, magari si collega qualcuno qualcuno anglofono. Hi guys and welcome back to my channel. Today I'm gonna make dough, pizza dough. Not quick one, but an easy one. So I'm going to show you all the different steps. Ragazzi, per quanto riguarda la ricetta, abbiamo qua la farina, adesso ve la mostro. No, oggi non uso la planetaria, ho pensato, quante persone hanno la planetaria, hanno un'impastatrice decente? Non lo so, ma visto che questo video deve arrivare alla maggioranza delle persone, la maggior parte delle persone, ho detto, beh, facciamo una cosa, facciamolo semplice semplice a mano, così pure chi non ha un'impastatrice può cimentarsi e fare una pizza buona. Allora, qui ho mescolato le solite due farine, una forte, 12 media forza, 12 grammi di proteine, più un'altra un po' più forte, 13 grammi di proteine, nella misura del 70 e 30%, ed è un chilo di farina, quindi anche nelle proporzioni e le quantità ho deciso di evitare conteggi troppo matematici, scientifici, che così almeno le persone non devono impazzire. Ok? Adesso la sto ossigenando un po', le sto mescolando. Nel caso in cui non abbiate farine forti, ma farine da 11, dove siete? 11 grammi di proteine o meno, e a quel punto conviene fare un attimo di riflessione. Sto preparando dei video in cui vi mostrerò come fare una pizza, un'ottima pizza anche con farine più deboli e riuscire nello stesso intento a rendere, diciamo, più forti. Vediamo. Leggiamo un po'. Spiegarci come combinare meglio diverse farine, diversa forza o proteine. Orlando è tutto
tutto molto casuale. Non è vero che è casuale, ma è abbastanza empirico, però cercherò di darvi una spiegazione, cercherò sì di dare una spiegazione. Leggo Salvatore Capone, ciao migliore pizzaiolo al di là delle Alpi, grazie, ciao Salvatore. Giovanna, ciao Giovanna, già forse no, Giovanna, ciao, ciao Giovanna, era Sara che prima aveva già scritto. Uso il Muninex Cuisine, finisco a mano come dici tu. Anch'io vedo ferme immagini. Attenzione, vedete ferme immagine? Mi vedete? Non mi fate disperare, ragazzi, che già quel Roland cattivo l'ho praticamente buttato. Ditemi che mi vedete bene. Ciao Metinod, ora funziona, meno male. Gigi mia mamma invece ha il problema opposto, il problema al braccio, vorrebbe capire se è possibile fare i passaggi finali senza sforzare il braccio. Ah, questa è una cosa interessante. Ok, proverò a capire come. In ogni caso bisogna finire a mano, perlomeno si deve fare lo staglio a mano, però e chiudere l'impasto. Ti vedo bene, ok, rivediamo. Ok, perfetto, grazie. Ho fatto oggi in posta purtroppo una farina debole del dovuto, maledetta quarantena. Non vedo l'ora che arrivino i video in cui ci insegni a fare la pizza e farine meno forti. Ok, allora, qui mostro già. Scusate che ho il gimbal che è un po' lento a fare questi movimenti. Ok, allora utilizzerò questa ciotola in vetro, così almeno potrete vedere tutti i passaggi. Allora, vi dicevo, 1 chilo di farina, 700 grammi, state segnando? State segnando? 1 chilo di farina, 700 grammi di acqua, mezzo grammo di lievito di birra o 50 grammi di lievito madre o 0,3 grammi di lievito secco in granuli, quello che vi faccio vedere di solito nei miei video, non il pane degli angeli, ok? Allora, scendo qua, metto l'acqua, io parto sempre prima dall'acqua, soprattutto quando impasto a mano, perché è più semplice, quindi la verso tutta, ecco, esagerato, solito esagerato, 700, ok, e poi vado ad aggiungere il lievito madre, ok, abbiamo detto 50 grammi. Nel mio caso ne andrò ad aggiungere un pochino in più perché avrei dovuto far partire la diretta un po' prima, mi sono perso più o meno una mezz'oretta e quindi vado ad aggiungere un pochino in più di 50 grammi, diciamo un 55, va? 58, ma chi se ne frega. Ok, questo lo lasciamo qua e quindi adesso posso cominciare a sciogliere usando un forchettone di quelli tipo per insalate, vedete? Bello grande grande, e comincio a sciogliere. Nel frattempo dovrei potervi vedere più o meno. Allora, ragazzi, sto leggendo adesso il messaggio di Andrea. Mi dovete scusare, ma sto ricevendo un'infinità di messaggi da tante persone, non riesco a stare dietro a tutti. Abbiate un pochino di pazienza, risponderò a tutti, ma la quantità di messaggi che sto ricevendo sui social è pazzesca in questi ultimi giorni. Probabilmente tanti di voi si stanno cimentando a fare gli impasti e quindi molti di voi hanno bisogno di un consiglio. Rispondo a tutti piano piano, ma rispondo a tutti, altrimenti mi tocca stare costantemente attaccato al cellulare. E poi la mia assistente, sapete che combina, no? È ormai il mio capo, quindi. Allora, voi se avete lievito secco, dovete assicurarvi di attivarlo. C'è un video che ho fatto in cui spiego come attivarlo. Comunque, si utilizza acqua tiepida sul caldo andante, un pizzico di zucchero, la quantità di lievito che dovete attivare, lo sciogliete nell'acqua con lo zucchero e aspettate, appena comincia a schiumare è pronto, ok? E
poi lo aggiungete all'acqua, così come ho fatto con il lievito madre, ed è la stessa cosa vale anche per il lievito di birra. Riuscite ancora a trovare il lievito di birra? Come siete messi? Ok, allora 2 secondi di pausa così leggo. Scodella rossa, la farina Lidl scadentissima, tale di scarto, vedo un mostro di impasto a veolatura perfetta. Ma non è male quella del Lidl. Alcott, Said de la Francia. Meglio parole, che si dice. Buonasera maestro, buonasera Antonio. Hi, look. Metti mezzo limone, aumenta la fermentazione, l'acido citrico. Che forza la tua farina? Questa sto usando le mie rimanenze, la solita da 12 e 13. Ciao Travis, Alex, ciao, ieri ho fatto un impasto 55% seguendo punto punto il tuo video, a differenza della tua dell'impasto non mi è venuto così alveolato, forse anche perché la farina che ho usato non era 13 ma 11 di proteine. Potrebbe essere. Intima e privata. Antonio, importantissima per il web. Antonio, mi raccomando, non dire schifezze. Mezzo limone ogni 500 grammi di farina. Questo è interessante come trucchetto, devo provarlo. Non ti preoccupare, maestro. Cuoricini qua, tranquillo, troppo forte. Limone, non devo mettere sto limone. Io non ho messo il limone, giuro, non ho messo il limone. Forse perché hanno attivato il lievito e poi probabilmente vabbè, non lo so, è raddoppiato a livello di volume, Alex. Comprato. Saluti a Roma, ciao Christian, ciao Loris, ciao Antonio, ciao Placido Falchetto. Ho appena fatto l'impasto, idratazione 67 a mano ed era molto appiccicoso, anche dopo i 2 riposi. Non ho aggiunto farina e perché probabilmente la farina era un pochino debole. Come ti regoli per la maturazione dell'impasto? E adesso la faccio maturare in massa. Allora, torniamo qua perché sennò poi chi vede il video dopo giustamente si annoia. Vedremo che leggo i commenti. Allora, adesso vado spedito con l'impasto, ok? Quindi chi mi vedrà dopo nella registrazione, adesso ci divertiamo, ok? Metto un po' più qua così potete vedere anche la farina. Allora ragazzi, ho diviso la farina in 2 per avere un punto di riferimento, ok? Quindi comincio con spolverare farina all'interno della ciotola, diciamo 4-5 cucchiai, ok? E comincio a mescolare, ok? Nel frattempo vi leggo, mescolo. Non ti conosci la farina Molino Rossetto? Ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai utilizzata la farina del Molino Rossetto. Poi scrivete ragazzi che poi vi leggo dopo, ok? E in effetti adesso mi manca l'assistente, perché l'assistente che fa? Lei regge la telecamera e legge i commenti e quindi io rispondo. Chissà l'assistente dov'è? Assistente! Ragazzi, come siete messi con le scorte? Siete riusciti a comprare un po' di farina per affrontare le prossime settimane senza dover uscire? Siete riusciti a comprarlo, non so, da Amazon? Ho visto che comunque ha rimesso di nuovo in stock le farine. L'altra sera ce n'era davvero poca, quasi niente. Ho comprato un sacco da 25 kg da mandare in Italia e alla mia famiglia ed era, mi pare, non ricordo la marca, non ricordo, però è una marca che ho sentito spesso e poi non ne ho trovata più, però ho visto che l'hanno rimessa di nuovo in stock così come altre farine. Ok, allora guardate adesso, attenzione, vediamo se riusciamo a muovere questo in modo tale che si veda. Vedete com'è? Ho fatto sì che non ci fossero più grumi e questo è il motivo per il quale inizio con l'aggiungere soltanto pochi cucchiai di farina, perché da questo momento qui in poi, quando proseguiremo a mano, non si faranno più i grumi, ok?